Lei è appassionatissimo di musica. Se la sua squadra fosse una sinfonia, che sinfonia sarebbe? La nona di Beethoven. Partiamo subito con il botto. Presentata la lista di Marco Zonta, una squadra di 12 candidati consiglieri che guarda al passato puntando alla continuità della Giunta Martini. La mia squadra, innanzitutto mi fa piacere dire che sono 12 persone con le quali in questi ultimi anni ho condiviso parte della mia vita. 4 di loro facevano parte e fanno parte tuttora della compagine di Morena Martini, Morena per prima, il sindaco, la collega Ega Battaglin, che è la mia collega di giunta, Cristina Bianchin, presidente del gruppo consigliare di maggioranza, e Gianni Fagion, che è il rappresentante, il coordinatore dei volontari civici. Ma non solo vecchie conoscenze, sono tanti anche i nuovi e giovani innesti. Abbiamo una ragazza che è stata bibliotecaria da noi durante il servizio civile, un ragazzo che fa parte del gruppo del CISTAF. Un programma elettorale, quello del candidato sindaco Zonta, che punta a progetti di riqualificazione urbana a partire dall'auditorium. È da tanti anni che se ne parla, è un'esigenza di molti miei concittadini che comunque amano il teatro, amano la musica e finora non hanno gli spazi per poterlo fare, semplicemente anche per poter fare le prove qui a Rossano non c'erano. Opere di riqualificazione anche per il centro città. La chiusura della piazza con il quarto stralcio e quindi tutta l'area che collegherà poi l'attuale piazza con Villa Caffo, i nuovi parcheggi, perché non saranno più davanti alla chiesa ma saranno in un'area dietro, e poi tutta l'area verde del prete, della chiesa. Non solo opere attese da tempo, anche nuovi obiettivi. Dare degli spazi per lo sport esterno ai nostri ragazzi, quindi campetti polivalenti, campi per il paddle, una zona sicura fra la scuola e il Pala Brunello dove i genitori sanno che i ragazzi sono lì, i ragazzi si possono ritrovare in assoluta sicurezza.